Il questore di Agrigento emette 6 provvedimenti di divieto di accesso a luoghi pubblici attraverso l'esecuzione di 6 misure di prevenzione, cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di altrettanti giovani, 3 dei quali ancora minorenni, frequentatori dei locali della cosiddetta Movida Agrigentina, relativamente alla rissa avvenuta qualche giorno fa a San Leone. I provvedimenti monitori sono la ridetta conseguenza di episodi particolarmente avvenuti la notte del 17 agosto 24, alle ore 1 di notte circa, in prossimità del porticciolo turistico di San Leone. Nella banchina antistante il Long Bar Mediterraneo Yachting Club aveva inizio per futili motivi una violenta rissa che vedeva coinvolti numerosi giovani e che si prolungava a fasi alterne per diversi minuti negli spazi affollati da diverse famiglie e pacifici avventori. Nelle fasi più concitate un motoveicolo lasciato in sosta sulla predetta banchina finiva accidentalmente in acqua. Il tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato, impegnato nell'attività di controllo straordinario del territorio, evitava il degenerare ulteriore della situazione. Le misure ispirate dal questore a nome del giovane Willy Montero, durante tragicamente scomparso a causa di violenza, sono state attuate per garantire la sicurezza dei cittadini e dissuadere così comportamenti violenti e irrispettosi delle norme di pacifica convivenza. Con gli attuali provvedimenti di prevenzione è stato inibito ai destinatari la possibilità per i prossimi 3 anni di frequentare i locali commerciali, i luoghi in prossimità di essi, che sono stati teatro dei fatti incresciosi che hanno significativamente perturbato la sicurezza dei cittadini agrigentini.